Dobbiamo essere quasi al Praduto, laggiù, eccolo. Bellissimo. Allora, adesso proviamo ad andare giù e vediamo se è il caso di andare a Forcella Clautana, però bisogna fare attenzione che qui è tutto ghiaccio. Sono ormai le 3:15 e avrò ancora 40 minuti di luce, non ce la faccio a raggiungere Lago di Casselva. La strada dietro Praduta era troppo lunga e gli ultimi 2 chilometri pieni di neve. Ho dovuto farli a piedi perché non si riesce a pedalare. Siamo quasi a Forcella Clautana, ancora più o meno un'ora di luce e non mi basta. Ho visto che c'è il CAI 961 che porta alla Casavento. Potrei fare questo qui per tornare indietro senza dover rifare tutta la strada, cioè questi ultimi 3 chilometri fatti tutti a piedi. Non riuscirei a pedalare nemmeno in discesa, però se faccio il sentierino qua sotto e arrivo alla Casavento, poi dal Casavento torno a Clauto e all'auto. Invece per arrivare al lago di Casselva mi ci vorrebbero altre 2 ore. E poi dal lago di Casselva raggiungere Tramonti, Navarons, Pofabbro, Palabarzana, Barcis e tornare a Clauto. Rinunciamo a questa avventura fino al lago di Casselva e raggiungiamo la caserma Casavento per tornare indietro.
difficile guidare in questa situazione, eh? Sono giusto? Devo controllare i segni anche, ma mi sembra di spiccare. Ghiaccio! Destra, sbagliato. Giusto. Perché non lo conosco, bambino. Non mi ero accorto che girava a destra. Yop! Mi si è chiuso lo sterzo per via di un ramo.
Ah, scivolo! Ma mi tocca farlo in altro modo, non credo di superare sta zona qua facendo solo un nose press. Qua tocca... Adesso sono stanco, molto stanco. Faccio fatica a stringere i freni, mi fanno male le mani. Adesso devo usare 2 dita. Non ce la faccio più con un dito solo. Per tutti e 2. Poi ho meno presa sul manubrio. Porco! Yeah! Siamo arrivati? Di già? Ma dai, è più fatto di quello degli alpini, o comunque più bello. Yeah! Wow! Saltiamo lì fronte al dinosauro perché siamo già tardi, voglio tornare con la luce. Bello sto sentiero, veramente bello, c'è un punto critico, ma se impari a farlo, wow, il bijou. Ah, Pian de Crode, questa non l'ho mai fatta. Allora faccio questa qui, una volta che arrivo alla strada diretta per il Pradut, scendo a Cloud e finisco il giro. Così finalmente vedo anche sta strada che deve essere figa. Oh. Oh. Yep. Ghiaccio. Piramidi di terra. Tira, sì. Tornare in Rio sarà un problema.
Ah, bene. Wow. Sono queste le piramidi di terra? Oh, dai, torniamo alla bici. Eccoci arrivati alla strada diretta per il Pradut, ma ora noi scendiamo ed è probabile che ci sia anche ghiaccio. Guarda qua, infatti ne ho appena visto, c'è tutta brina, andiamo tranquilli, guarda qua, tutta brina, tutto ghiacciato. Wow. Buone feste!